Cambio di gestione per i parcheggi a Treviso. Dopo molti anni APCOA lascia ad altre società esterne, ma soprattutto Casugana cambia il tipo di contratto. Per la prima volta dopo molti anni abbiamo voluto radicalmente cambiare l'approccio alla sosta, che da concessione passa ad appalto. Ciò significa che per tutte quelle politiche della sosta che fino all'altro giorno dovevano essere condivise con un concessionario, adesso l'amministrazione può decidere direttamente in maniera più veloce ed efficace. Fine quindi della contrattazione di fatto per ogni evento dentro le mura, ma non è l'unica novità. L'apporto delle società cambierà integralmente anche il sistema da un punto di vista operativo, quindi avremo nuovi parcometri, nuovi sensori, l'individuazione automatica della sosta libera, un'app dedicata al pagamento e all'individuazione dei parcheggi. Si potrà pagare il tempo effettivo e quindi una rivoluzione tecnologica e anche di approccio culturale e metodologico alla sosta. Previsto anche il raddoppio dei controllori, ultimamente diventati sempre più radi. Una rivoluzione che non dovrebbe pesare ulteriormente sulle tasche degli automobilisti. Nessun tipo di aumento della tariffa, quindi tutto questo avverrà a parità di costo per l'utenza. Prevista anche la riscrittura dei numeri sugli stalli, che al momento rimarranno nelle stesse proporzioni tra blu, gialli e bianchi. Anche questa sarà una di quelle tematiche che noi potremo decidere direttamente, mentre prima doveva essere condivisa con il concessionario. Infine i tempi per il nuovo corso tra vie e piazze. In autunno dovremo entrare a pieno regime con il nuovo soggetto.